Oltre che la giornata dei festeggiamenti per la meritata permanenza in Serie D, la domenica calcistica di Favara è stata dedicata alla memoria di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia. La società della Castrum Favara, tutti i giocatori, i piccoli della scuola calcio e i tifosi tutti uniti nel ricordo di Gabriele. A loro si sono associati anche la società e i tifosi dell'Enna, arrivati al Brucoleri per l'ultima di campionato. Presenti, raccolti nel loro dolore, i genitori e i familiari, a loro il cordoglio della città, un saluto sentito e una commozione profonda. Allo stadio Brucoleri era simbolicamente presente tutta la città, rappresentata dal sindaco Antonio Palumbo, presente con la moglie, l'assessore Angelo Airofarulla, il comandante della tenenza dei carabinieri Paolino Scibetta, tutti ad applaudire Gabriele. Una gigantografia di Gabriele è stata collocata in curva nord. Lì si sono fermati in un momento di raccoglimento, grande commozione, tante lacrime, l'applauso sentito di tutto lo stadio con il coro degli ultras che si faceva sempre più forte. Gabriele vive. La partita con l'Enna finisce in parità 2-2, la società giallo-blu con questo pareggio rafforza ancora la posizione in classifica che la vedeva già salva con una giornata di anticipo. Permanenza in Serie D anche per l'Enna grazie alla sconfitta casalinga del Ragusa. Gli ennesi erano andati subito sotto di un gol al quinto minuto a causa di un'autorete di Gabrieli che concedeva il momentaneo vantaggio ai favaresi. Per niente scoraggiata, Lenna inizia subito l'assalto alla porta di De Silvestro e riesce a riagguantare il risultato e addirittura a chiudere la prima parte di gara in vantaggio per 2-1. Alla ripresa della partita tutto va avanti come prima. I toni sono sempre alti, i ragazzi di mister Infantino non ci stanno a chiudere il campionato, anche se già salvi, con una sconfitta di fronte al pubblico amico. Pareggio che arriva con un Eurogol di Ektogoyan al triplo Frischio, applausi per tutti per la permanenza in Serie D conquistata da entrambe le squadre. Ma sentiamo le impressioni in sala stampa. Se voi avete visto c'era una tensione oggi perché io credo che questa squadra doveva uscire con gli applausi, doveva dimostrare la serietà che hanno dimostrato in questi mesi. Abbiamo affrontato un avversario difficile che aveva fame di punti, è stata una partita molto difficile, però alla fine i ragazzi non volevano uscire dal campo sconfitti, ci sono riusciti, hanno cercato di fare il massimo, l'hanno fatto e questo ci dà grande soddisfazione. Però lei parlava di tempi, io oggi vorrei ricordare i miei ragazzi che sono partiti con me in ritiro, che sono andati via, direttore Catania, Nicola Terranova che ha lottato per questi colori. È anche giusto ricordare le persone che hanno lottato per questa società e per questi colori. Noi siamo contenti perché credo che strada facendo ci siamo amalgamati, ci siamo stimati e abbiamo lavorato fortemente senza risparmarci un attimo. Avevamo un obiettivo e l'abbiamo raggiunto quasi tutti. Quasi perché siamo arrivati secondi su Giovane di Valore, questo è anche un contributo che possiamo dare alla nostra società. Abbiamo ottenuto una salvezza diretta, abbiamo ottenuto il giovane un esordiente più giovane del girone di tutta la Serie D che con l'Ura, credo che la gente è contenta di noi. Il nostro pensiero va alla famiglia Vaccaro, a Gabriele che sicuramente oggi è stato onorato per quello che merita. Siamo contenti e, che dire, siamo anche stanchi perché questa settimana è stata molto dura. Per me è stata molto dura sotto l'aspetto psicologico, sotto l'aspetto personale. I ragazzi sono stati vicini, mi hanno dimostrato grande stima, grande amicizia. Ringrazio gli ultra che mi hanno onorato del coro. Significa che non c'è solo il tecnico, ma ci sono i comportamenti, c'è un'onestà, c'è
un attaccamento ai colori, credo che c'è l'uomo che si è fatto allenatore, credo che tutto questo mi gratifica, mi onora e voglio ringraziare i presidenti, la società che quando mi hanno richiamato veramente ci hanno affidato a 360 gradi la società, la squadra, per cercare di ottenere questo risultato. L'abbiamo ottenuto e lo dedico a loro. Sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, è stata una stagione travagliata, grazie a tutta la società, abbiamo fatto un bel lavoro. Voglio ringraziare di vero cuore il direttore sportivo Enzo Piazza, che è subentrato in un momento complicato, con l'aiuto anche nostro, perché è un giovane direttore sportivo, e tutti assieme abbiamo cercato di portare avanti questa barca. Abbiamo raggiunto questo bello traguardo. E il fino oggi si pensa naturalmente a festeggiare, ma c'è stato quel toccante momento di ricordo di Gabriele che insomma ha un po' commosso tutti. Vero, sì, questa vittoria la voglio dedicare, questa salvezza, a lui personalmente e a tutta la sua famiglia, perché noi siamo stati sempre vicini con loro, anche perché loro hanno giocato con noi, i due fratelli, la famiglia, siamo di rapporto con tutti, quindi la vogliamo dedicare proprio a loro. Ripeto, godiamoci il risultato, godiamoci la salvezza e anche forse un po' presto parlare di futuro. Intanto ci godiamo questa salvezza e ora vediamo che succede. Io è il 15° anno che sono presidente, voglio ringraziare a tutti per avermi dato questa fiducia per 15 anni. Allora, è stato molto emozionante quest'anno, è stata emozionante la salvezza già raggiunta con una giornata di anticipo a Paternò. Che dire, hanno fatto una cosa di grande i ragazzi, tutto il gruppo squadra, lo staff tecnico, i mister e tutti. È ovvio che noi di società siamo stati sempre vicini, non abbiamo mai mollato, e quando c'era da dare quel supporto e quella marcia in più, la società era sempre presente. C'è stato un momento nero che hai perso la fiducia oppure no? Io mai, perché non l'ho mai persa, ci ho sempre creduto. Devo ringraziare innanzitutto la società per avermi dato questa opportunità in corsa quando ce n'è stato il bisogno. Abbiamo avuto un periodo bruttissimo, però io ci ho sempre creduto e difenderò sempre questa squadra fino alla fine.